Buongiorno a tutti, Giovanni Piubello, Field Marketing per Diachem. Diachem è società italiana, 100% italiana, che nasce nella provincia di Bergamo nel 1937 e inizia poi a sviluppare prodotti per l'agricoltura dal 1957. Pian piano acquisisce piede sul mercato, fonda un'azienda nel 2006 per quanto riguarda prodotti fertilizzanti, biostimolanti, e l'ultima nel 2017 acquisisce Pireco, un'azienda olandese che si occupa di produrre prodotti a base di estratti vegetali. Oggi sul mercato siamo presenti con due marchi, Chimiber per quanto riguarda gli agrofarmaci e Diagro per quanto riguarda gli agronutrienti. Oggi vi presento una prova condotta con il CREA di Conegliano, con la dottoressa Valliforte. Il motivo di questa ovviamente prova è dovuto al fatto che sempre di più i principi attivi si stanno limitando e dobbiamo cercare di valorizzare al meglio quelli che sono ad oggi i prodotti utilizzabili. In questo caso abbiamo fatto una prova di semicampo, qui vedete il protocollo, quindi 6 diversi tesi, ciascuna con 4 repliche. In particolare il target è Scafoideo titanus e quindi abbiamo un non trattato, un DA01 che è un prodotto sperimentale, il DA01 abbinato a Meteor che si parla di deltametrina in sospensione concentrata sottodosata, quindi a 0,5 litri per ettaro, Meteor di riferimento a dose piena, quindi a 0,8 litri, e due tesi biologiche sempre a dose massima, quindi con il Piretro Actigreen a 2,4 litri, e una prevede poi l'aggiunta di questo prodotto sperimentale. Sono stati raccolti in fase L2 e L3 esemplari di Scafoideo e inseriti all'interno di questi manicotti di rete per un totale di 20 esemplari per ogni barbatella, quindi 80 esemplari per tesi per un totale di 480. Da qui ovviamente poi è stato fatto un trattamento timing A il 19 di giugno 2023, ovviamente alle 7 di sera perché si parla di prodotti anche naturali, quindi il Piretro essendo fotolabile, e il trattamento è avvenuto fino a gocciolamento. Si sono eseguiti poi 3 rilievi, quindi 2 giorni dal trattamento, 7 giorni dal trattamento e 10 giorni dal trattamento. Questi sono i risultati in termini di mortalità puntuale. Quindi vediamo sostanzialmente che il non trattato e il DA01 non si discostano anche da un punto di vista statistico. Diventano interessanti invece le tesi che si vedono successive, le 4, quindi del Piretro, addizionato poi anche con il DA01, del Meteor a dose piena e del Meteor sottodosato però aggiunto di questo prodotto DA01. Andando a vedere però quella che è la mortalità cumulata e complessiva, vediamo effettivamente che il non trattato e il DA01 non hanno un effetto insetticida. Molto interessante invece è la tesi sottodosata del Meteor a 0,5 litri addizionato di 0,1 rispetto al Meteor a dose piena, quindi siamo ad un 97 contro un 92, ma molto più interessante è la tesi biologica dove il Piretro rispetta i canoni di un 67% di mortalità, ma il Piretro addizionato del DA01 arriva ad un 97% di mortalità, quindi sicuramente un dato molto interessante ed incoraggiante. Questi invece sono gli stessi dati posti in termini di efficacia, quindi abbiamo soprattutto per quanto riguarda la tesi 5, quindi il DA01 con il Piretro, un valore di 96,85 a 10 giorni dal trattamento rispetto alla classica tesi con il Piretro che è un 65. Per quanto riguarda la deltametrina abbiamo un 97 su dose piena e 92 con la dose ridotta addizionata di questo prodotto sperimentale. Meteor si discosta dalle classiche deltametrine presenti in commercio perché si parla di un prodotto in sospensione concentrata, quindi su base acqua, quindi non presenta all'interno dei solventi e idrocarburi e soprattutto ha un intervallo di sicurezza rispetto alle classiche deltametrine che passa da 7 giorni a 3 giorni per quanto riguarda vite e altre particolari orticole. Questo invece l'etichetta in chiaro che vedete che si differenzia che per un impatto ambientale, quindi anche di sostenibilità ambientale. Noi per esempio a catalogo abbiamo anche la deltametrina a base solvente, quella a 5 pittogrammi, in questo caso Meteor ne ha soltanto uno che è quello solo del simbolo ambientale. E in più la possibilità con ugelli antideriva di andare a ridurre quelle che sono le buffer zone fino a 3 metri, quindi sicuramente un vantaggio molto positivo.
Oltre a ciò abbiamo fatto anche quello che è un panel test, come viene utilizzato poi anche per esempio alcuni cibi, per andare a verificare l'impatto di odore che avesse Meteor rispetto alla deltametrina classica. Da notare sicuramente il periodo in cui è stata fatta questa prova, si parla di gennaio 22, con una temperatura dell'aria di 6,5 gradi e una temperatura al suolo di 5,5. Quindi sicuramente non sono le condizioni ideali per andare ad esasperare un prodotto tipo deltametrina base solvente, dove le esalazioni in un periodo magari di giugno e luglio sono molto molto più alte. Comunque rispetto al non trattato si vede che Meteor non ha nessun odore percepito, invece la deltametrina su base solvente ha un odore appena percepito entrando a fare il panel test entro i 15 minuti dal trattamento. In questo caso si parlava di terreno nudo. Meteor, oltre a ciò, è autorizzato su diversi target, ovviamente cicaline, tignole, afidi, notue, popiglia e piralidi. Ad oggi però noi lo consigliamo con quello che è il nostro bagnante autorizzato Vector, ovviamente è messo anche per l'agricoltura biologica, a base di alcol isodecilico etossilato a una dose massima di 1 litro per ettaro. Io con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.